Bentrovati, grazie di essere così numerosi, mi dispiace che non abbiamo seggiole per tutti, ma noi facciamo voto perché il Pala si moltiplichi di posto e di posti a sedere soprattutto. Ringrazio e saluto chi ci segue dal canale 511 di Sky in diretta e chi dai siti di Cortina Incontra, dal sito del TG1 della RAI e dal sito tgcom.it. Quando abbiamo fatto il titolo dell'incontro di questo pomeriggio, che vi ricordo è il 39esimo evento, ci siamo messi già alle spalle le prime 2 settimane di Cortina Incontra, delle 5 che ci saranno, e abbiamo quindi incominciato la terza settimana, siamo al 16° giorno. Ebbene, quando abbiamo fatto questo titolo, Mala Tempora Currunt, era un po' di tempo fa, non che non ci fossero motivi per farlo, tanto è vero che l'abbiamo fatto, certo non potevamo immaginare che ce ne fossero degli altri, purtroppo ci sono anche altri motivi oltre a quelli che avevamo in quel momento per dire Mala Tempora Currunt. E per parlare di Mala Tempora Currunt, chi meglio di Paolo Mieli. Fred, la sua votazione. Allora, quanto mala è il tempo che corre? Mala Mala al quadrato. al quadrato, poi oggi siamo proprio nel giorno più malo di tutti, all'inizio della settimana, che ovviamente ci auguriamo sia di respiro, però tanto qui siamo in pochi, possiamo farci, siamo in famiglia, allora diciamo, possiamo farci coraggio, può darsi che la situazione la si riesca a recuperare, anche se ci rendiamo conto che non è una crisi che riguarda l'Italia, non è una crisi che riguarda la sola Europa o i paesi malati d'Europa, ma quello che è accaduto negli ultimi 2 giorni negli Stati Uniti dimostra che è una crisi mondiale, una crisi di tutto l'Occidente, è quella crisi che è iniziata, ve la ricorderete, il 15 settembre del 2008 con il crollo della Lehman e che ha navigato sottoterra e adesso sta esplodendo in tutta la sua ampiezza. Quello che è accaduto negli Stati Uniti, perché ne abbiamo contezza, è più grave di quello che sta accadendo in Italia, nel senso che per la prima volta nella storia degli Stati Uniti loro hanno avuto un abbassamento di stima, La valutazione della società di reti. E in più è capitato, perché poi le sfortune non vengono mai da sole, è capitato nel giorno in cui è stato abbattuto un elicottero con 38 persone in Afghanistan, 31 nelle SEALs, cioè quelli lì che sono il corpo migliore dei soldati statunitensi, quelli per intendersi che hanno individuato, catturato e ucciso Osama Bin Laden, e queste 2 cose insieme sono una botta per l'immagine degli Stati Uniti che non ha precedenti nella storia, rende quel paese insicuro, rende la rielezione di Obama non più certa e avrà delle conseguenze facilmente immaginabili, nel senso che l'America da oggi in poi si sentirà nella sindrome di Pearl Harbor, cioè penserà a sé. E allora, per tornare all'Italia, quando noi pensiamo, tanto se le cose vanno male c'è questa entità, l'Europa, l'Occidente, gli Stati Uniti, qua ognuno deve pensare a sé. Saranno mesi in cui quello che sapremo fare speriamo riusciremo a farlo, ma non ci sarà questa rete, non ci sarà questa entità, e non è una cosa di poco meno. Se vi fermate a riflettere capite bene che è qualcosa che cambia la prospettiva. Non siamo un paese in difficoltà dentro un sistema che regge, siamo un paese in difficoltà dentro qualcosa che è paragonabile a una guerra, e quindi
ragioneremo stasera come si ragiona in tempi di guerra, non come si ragiona in tempi così di crisi passeggera. Allacciate le cinture di sicurezza, mi pare di capire che sia il messaggio iniziale di Paolo Mieri. Tu sai perché c'è così tanta gente qui ad ascoltarti, al di là del tuo valore intrinseco? Perché secondo me c'è un alto livello di preoccupazione, per non dire di sfiducia, che la classe dirigente e in particolare il ceto politico non sia in grado di guidare il paese in una fase di bufera così pesante, e quindi guarda a te, ma direi a te come simbolo di coloro che appaiono agli occhi della gente che è particolarmente preoccupata come quel gruppo di persone che sa guardare la realtà, che dice le cose come stanno. Hai cominciato dicendole in maniera molto netta: siamo in una fase di guerra seppure senza i cannoni. Come vivi tu, come percepisci lo stato d'animo degli italiani in questo momento? Io su quello che mi riguarda personalmente aggiungerei una cosa o due. Io sono una persona che naturalmente ha grande considerazione e rispetto per la politica, per coloro che fanno politica, per i parlamentari e per quelli che ad ogni livello si occupano della politica. Nello stesso tempo sono un osservatore, un giornalista, ma non solo un giornalista, che ha sempre volte pubblicamente impegnato a non entrare mai in politica. Non sono come quei magistrati che fanno le loro inchieste e poi te li ritrovi in Parlamento. Io penso... Magari nella stessa città che avevano fatto l'inchiesta. Questa è una cosa che non si fa. Abituatevi a considerare i giornalisti, i magistrati, quelli che smettono di fare il loro mestiere e fanno i furbi ed entrano in politica, abituati a considerarli come persone che fanno la cosa giusta. Per me l'esempio rimane quello di Indro Montanelli, che rifiutò addirittura il posto di senatore a vita, che chiunque ha dato una lezione a chi fa questo mestiere, deve fare questo mestiere, punto e basta. E dà la sua affidabilità e non mescolarsi, non chiedere prebende, non offrirsi e non contrattare niente con la politica. E quindi mi prendo con la mia libertà di giudizio i rischi, ma tutti ricondotti a quello che faccio. Per quella che è la mia percezione del Paese, lo dico subito in apertura perché faremo delle considerazioni chiare, ma il Paese ce la farà, è un Paese solido, sano, fatto di tanta gente per bene, che ha un momento di incertezza. È chiaro che la politica non sta passando un buon quarto d'ora, ma da persona che non c'entra in politica vi esorto a non affidarvi ai sentimenti dell'antipolitica, a non mettervi a dire sono tutti uguali, quelle cose qualunquistiche che si dicono nei momenti come questi. Non sono tutti uguali, ce n'è molti di buoni e pochi di cattivi, però quando individuate, quando vi sembra di avere percezione che qualcuno non la conti giusta o non faccia le cose che devono essere fatte, dobbiamo tutti essere più severi del normale. A questo punto delle cose che normalmente uno fa passare in cavalleria, qua non si possono fare più passare, anche perché il prezzo, le cose di cui stiamo discutendo, il prezzo in questo momento rischia di essere molto salato. Oh, tu dici questo, però lo sai che le frasi che più sono gettonate negli ultimi tempi le abbiamo riassunte nel sommario di questo appuntamento: che il paese non regge, qui viene giù tutto, vedrai cosa viene fuori, perché la sensazione è che si stiano scoperchiando, aprendo i cassetti, vengono fuori scandali, si ritorna a parlare gli stessi linguaggi, nel bene e nel male, forzature comprese del 92-94, un'altra Tangentopoli, cioè i messaggi, le sensazioni, le frasi sono queste, e purtroppo sono anche fondate, nel senso che molte
vicende che la cronaca quotidiana ci offre ci dicono che effettivamente sta franando. La sensazione che stia finendo un'epoca è una sensazione giusta? Sì, sta finendo un'epoca, le cose che vengono fuori dalle indagini giudiziarie sono poi i reati li vedremo, e per me i reati sono tali quando ci sono le sentenze definitive, però c'è un clima di sottobosco sgradevole, un clima di sottobosco molto sgradevole, dove si vede che molti hanno continuato a farle queste cose come se Tangentopoli e quello che è accaduto fra il 92 e il 94 non fosse mai stato. Ma questo ha un perché, e il perché è che voglio fare una premessa brevissima. Quando ci fu il 92-93 io ero fra le persone più emozionate, ero convinto che fosse una buona partita quella, che quello fosse un momento in cui stava nascendo una nuova Italia, o che comunque poi non sono così sciocco da pensare che anche nella nuova Italia ci sarebbe stato del buono e del cattivo, però che stessimo riscattandoci da un lungo periodo di generazione. Bene, questa cosa non è accaduta. Sei illuso? Ma io sono illuso, io dissi subito allora, i magistrati in quell'occasione non diedero un'immagine imparziale di sé. Magari saranno stati imparziali, ma non furono capaci di dare un'immagine di imparzialità, cioè che colpivano tutti i soggetti alla stessa maniera. Vogliamo dire che furono sfortunati, ma gli capitò di essere attenti a una parte politica in una maniera molto forte ed essere distratti, e i fatti di questi giorni, le indagini di questi giorni ci dimostrano che un'ampia area di disattenzione ci fu nei confronti di un'altra parte politica, la destra e la sinistra ovviamente. Questa errata percezione che i magistrati diedero di sé ha causato una sfiducia almeno di parte dell'elettorato, ma parte consistente, non sto parlando solo del centrodestra, parlo anche di ampi settori del centro-sinistra, nell'azione della magistratura. La magistratura è stata vista in questo ventennio, 18 anni, come un soggetto che si impegnava in funzioni che non le erano proprie e che tralignava. Il resto, tanti magistrati che sono passati in politica, la cosa di cui ho parlato all'inizio, hanno fatto tutto il resto. Morale, come guardiani della legalità, non sono stati ritenuti affidabili. E in questa sensazione di non affidabilità ha potuto rinascere e rifiorire la pianta del malaffare, e noi oggi siamo al punto di partenza. E siamo al punto di partenza anche per un'altra cosa che in questi giorni è ancora più importante. 20 anni fa noi prendemmo tutti l'impegno che l'Italia non solo avrebbe eliminato il malaffare, lo avrebbe ricondotto a dimensioni fisiologiche, ma soprattutto che avrebbe eliminato quell'enorme debito pubblico che aveva accumulato nell'ultimo decennio della Prima Repubblica, e lo avrebbe abbattuto, non che lo avrebbe contenuto. Sono passati 20 anni e siamo anche lì al punto di partenza, o peggio al punto di partenza. Le due cose, crisi economica e malaffare, sono strettamente legate e si ripresentano nella versione patologica che avevano nel 92-93. Solo che siamo alla seconda volta, e la seconda volta è difficile, almeno per me, ma credo per tutti voi, provare quell'illusione e mettersi a fantasticare di rinnovamenti come facemmo 20 anni fa. Questa volta siamo tutti più perplessi, più guardinghi e speriamo che per quello che riguarda il malaffare si faccia giustizia in tutte le direzioni, avendo cura di farla in tutte le direzioni, e per quello che riguarda l'economia si affronta la questione del debito pubblico in una maniera definitiva, non con dei correttivi estivi di brevi momenti o di inizio autunno da finanziaria, ma che qualcuno si presenti con ricette drammatiche da
anno dopo la guerra per abbattere il debito pubblico che ci affligge. Se no, finché non sarà capitato questo, tutte le chiacchiere saranno per l'appunto chiacchiere. Non illudetevi, cioè pagheremo delle una tantum, avremo delle tassazioni. Faccio notare che è responsabilità della classe dirigente del governo, di Silvio Berlusconi in prima persona, averci parlato fino a 20 giorni fa, non 20 mesi fa, di progetti di riduzione delle tasse. Altro che progetti di riduzione delle tasse. Noi lo sapevamo che erano parole non applicabili a una situazione che quella europea che vi ho descritto, e adesso la pagheremo cara. La mia teoria è che è meglio pagarla un po' più cara, ma in maniera definitiva, che pagarla cara di mese in mese, ogni volta pagando una tassa per il nulla. Meglio una tassa più forte che una tassa appunto che viene riassorbita, ringhiottita e poi 15 giorni dopo a prendere i telegiornali, i 2 giornali che stiamo al punto di partenza. Allora, proviamo a mettere un attimo i puntini sulle i. Tu hai detto siamo in una situazione di guerra o di post-guerra, dovremmo ragionare quantomeno come se hai detto di un abbattimento forte del debito pubblico. Il debito pubblico in questo momento è 1.900 miliardi di euro, il 120% del nostro prodotto interno lordo, della nostra ricchezza prodotta ogni anno. Era il 106% nel 92 quando fu firmato il trattato di Maastricht, e si iniziò da lì il percorso della creazione della moneta europea. In quel trattato noi ci assumemmo l'onere di ridurre quel debito sotto il 60% del rapporto con il prodotto interno lordo, cosa che era obbligo di tutti ovviamente. Forse fu commesso l'errore di non dire in quanto tempo, comunque in 20 anni dal 106, seppur con degli andamenti un po' schizofrenici, siamo arrivati al 120. Se dovessimo andare al 60, cioè fare quell'operazione di riduzione che allora prendemmo l'impegno, ricordo che siamo arrivati a quelle nonostante le privatizzazioni degli anni 90 che valgono 14 punti di PIL, quindi in realtà il nostro debito senza quelle privatizzazioni oggi sarebbe il 134%. Allora, se lo dovessimo battere a 60 vorrebbe dire la metà, 1900 diviso 2, tutti questi soldi dove si prendono? Patrimoniale, cosa si può fare? La patrimoniale è l'ultima. E si può anche fare, forse si dovrà fare, ma innanzitutto vendendo tutto ciò che è vendibile dello Stato, cioè tutto va venduto tutto. Tofane comprese? Tranne le tofane, il Colosseo, per la Grecia il Partenone, il resto va venduto tutto, ma tutto significa tutto. Non fateli ingannare, perché vendendo tutto, e ci sono metodi per vendere senza svendere, vendendo tutto avremo i seguenti vantaggi: primo, di incassare il ricavato di questa vendita; in secondo luogo, di eliminare una burocrazia che è a carico nostro, che amministra una per una tutte queste cose. Voi vedete, adesso lasciamo perdere i casi giudiziari, ma nelle intercettazioni di Milanese, per me non è colpevole fino a sentenza definitiva, quello commerciale, un posto nel consiglio di amministrazione tra dei tali, per me uno yacht, un posto, non so se sia vero, però in queste intercettazioni tali erano tutti quei posti lì, sono tutti posti che vanno in carico a chi se li compra, quindi il milanese, ammesso che sia colpevole, dovrà contrattare con chi se li compra. E quindi c'è un doppio guadagno, no, assolutamente. Un inganno che si va a dire, ma no, perché quelli sono personale politico corrotto, ma noi mettiamo i nostri, che è personale politico migliore. Questo è un inganno, perché è la modalità con cui è strutturata la gestione dei beni pubblici
che produce corruzione, che fa uomo ladro. Ovviamente vendere tutto, dare tutto ai privati, mi auguro, tra l'altro senza queste stupidaggini sull'italianità, mi auguro anzi che i privati più sono stranieri meglio è. Noi viviamo in Europa, siamo da 20 anni cittadini europei, che siano entità ampie, entità dove la presenza straniera è considerevole, e l'unica cosa che noi dobbiamo esigere è che tutto ciò che è artistico, che ha a che fare, o anche tutto ciò che ha a che fare con la corretta amministrazione, sia sottoposta a leggi severe come sono le attuali, ma forse ancora più severe. Cioè che se noi vendiamo una spiaggia, se noi vendiamo un'isola, se noi vendiamo delle caserme, se noi vendiamo delle ex regge, se noi vendiamo tutto quello che andremo a vendere, tutto ciò sia ben custodito. Ma i privati hanno dato prova, non c'è un solo caso di privati che hanno comprato un bene pubblico e che lo abbiano sciupato, non se ne conoscono, o che lo abbiano corrotto. Questa è una leggenda fatta da chi non vuol vendere, spesso perché vuole salvare quei consigli di amministrazione di cui ho detto prima. Quindi questo è il primo punto, vendere tutto quello che è venduto, per prima di andare a chiedere una tassa. Tu sai, fermiamoci un attimo su questo punto, sai che qui però ci sono ricette diverse. Per esempio c'è una tesi che io ho sempre sposato, che aveva elaborato il professor Guarino, che diceva: non vendiamo tutto di colpo perché sennò tra l'altro i prezzi cadrebbero, mettiamo tutti i beni, mobili e immobili dentro una scatola, la quotiamo in borsa, questa scatola piano piano quotata in borsa fa venire allo Stato dei denari che vanno a battere il debito, e allo stesso tempo mettiamo una gestione privata di questa società che ha dentro tutte queste cose, che via via per esempio valorizza, vende gli immobili. Gli immobili sono 350 miliardi solo che gli immobili pubblici centrali e periferici. Questa è una strada che secondo me... Un'altra strada che gli assomiglia è di metterli tutti insieme nella stessa scatola e trovare un consorzio internazionale di banche che se lo acquisti e poi lo venda nel modo migliore. Questo è ancora, può essere ancora migliore, perché uno può acquistare, pagare una cifra elevatissima, battere immediatamente il nostro debito pubblico, e poi loro ci guadagneranno a rivenderlo, perché sono tutti beni preziosi lasciati in uno Stato che non ho neanche il coraggio di descrivere. Secondo punto riguarda il tema dei costi della politica. Vi ho già detto e ve lo ripeto che io per coloro che fanno politica ho un grande rispetto, e se li incontro in autobus, cosa che non mi capita, mi alzo e dicevo posto a sedere. Non capita perché non va né lui né loro in autobus. Chiunque viene per Milano sa che io mi muovo su mezzi pubblici da anni, perché penso che questo è il mio modo di... Io mi muovo da anni su mezzi pubblici ed esigo che i politici e i ministri si muovano su mezzi pubblici. Io corro lo stesso rischio di politica, voglio vedere sparire nell'autobus, le scorte, parcheggia davanti a un parcheggio legittimo di Montecitorio, e voglio vedere il carro attrezzi che porta via la loro macchina. Se ci sono dei politici interessati, io voglio dire, cominciate a usare i mezzi pubblici, usate i treni, usate gli aerei, che durante una crisi, per carità non voglio crocifiggere nessuno, ma che il Presidente della Regione Lazio... Il politico c'è Panis, ma non li usa i mezzi pubblici, lo so. Panis è un politico per bene, io lo rispetto e vi rivolgo omaggio davanti a tutti voi. È una delle persone per bene, io vi rispetto, ma che il Presidente della Regione Lazio trovi opportuno andare in elicottero alla fiera del peperoncino, ancorché poi dica che se ne è parlato, vuol dire che c'è una mancanza di sintonia con quello che
sta accadendo nel Paese è veramente grave. Guardate, mi rivolgo all'onorevole Paniz come rappresentante, non a lui come persona, che fra un po' quegli elicotteri ve li abbatteranno di bazooka. Ci saranno delle cose molto gravi nel Paese, perché se voi lasciamo perdere l'onorevole Paniz, scusate, mi rivolgo, se voi pensate di andare a toccare le tasche degli italiani inutilmente e poi continuare a fare quella vita che appare una vita non adeguata alla situazione, succederanno delle cose gravissime. E non veniamoci poi a raccontare che è nato il terrorismo perché ci sono i cattivi maestri, ma nasceranno dei fenomeni di subordinazione, e la Grecia ci insegna qualcosa. In Grecia, di fronte a una crisi più o meno minore, cioè maggiore, però che assomiglia a quelle dell'Italia, ha provocato dimostrazioni di piazza, incendi, cose di insubordinazione sociale molto forte, e queste vengono provocate non perché le persone non siano capaci di sopportare dei sacrifici. Certo, le persone quando sopportano dei sacrifici si lamentano, ma l'esempio che io faccio sempre è che al passaggio dell'euro l'intero nostro paese ha sopportato un dimezzamento dei compensi, delle proprietà, cioè 2000 lire sono diventate 1000 e noi non abbiamo fiatato, nessuno ha fiatato, abbiamo sopportato un sacrifici enormi, la povera gente, e non è sceso in piazza nessuno. Quindi il paese quelle cose le fa se sono in un contesto credibile, certo si lamenta, a nessuno fa piacere, ma le fa, però non che tu mi dimezzi i compensi, mi dimezzi quello che io ho legittimamente conquistato come pensione o che ho guadagnato e reinvestito, e poi te ne vai in giro alle fiere in elicottero. Questo è la cosa che provoca ira e che provoca rabbia e che rischia di provocare un autunno violentissimo. E se ci sarà questo autunno violentissimo mi sembrerà strano, ma perché quelli non vogliono andare in autobus e metropolitana, perché è questo quello che devono fare, non devono più comparire tranne nei casi di comprovato rischio, scorte, auto blu, tutta quella diavoleria che si muove, aerei di Stato. Un solo caso di aereo di Stato usato per andarsi a vedere una partita o andare a fare queste cose in una situazione come questa è un fiammifero su un pagliaio, è grave comunque, ma questa volta rischia di provocare un'insurrezione violentissima, e se la provocherà non diciamo perché noi stavamo qui all'inizio agosto, la cortina ce lo siamo detto e tutto ci era chiaro in partenza. I punti sono due: dal punto di vista economico, che poi sarebbe una cosa che va anche al di là dell'aspetto economico e finanziario in senso stretto, dell'incassare quattrini, è privatizzare tutto. E secondo, privatizzare tutto, anche la RAI? La RAI per prima. La RAI per prima, perché lo scambio del modo in cui viene gestito, vengono fatte le nomine. Guarda, poi la RAI è proprio veramente uno specchio meraviglioso, perché ci sono tutti, maggioranza, opposizione, tutti, più che meno, ovviamente ci sono anche, come in tutti questi posti, non è che sono posti dove c'è solo gente per male, ci sono anche molte persone per bene, professionisti, gente che sa fare il loro lavoro, ma questa gente che sa fare il proprio lavoro è schiacciata da una maggioranza di capitati lì per caso, di gente che va lì per sedurre delle giovani stagiste, insomma una cosa che grida vendetta e che in mano a un privato non sarebbe la stessa cosa. Io, presiedendo una casa di un gruppo di case editrici, un grande gruppo editoriale, posso sembrarvi interessato, perché è ovvio che la mia casa editrice comprerebbe volentieri, però io vi dico, un pezzo di re lo comprerebbe. chiamatemi
pezzo di RAI, è meglio che la RAI abbia, come tutte queste cose, è meglio che abbia un proprietario identificabile con nome e cognome. Un unico proprietario per tutta la RAI? Io preferirei che fosse un editore comunque riconducibile a un capo, perché se la RAI finisce in mano, a volte i privati prendono quel virus della politica che si mettono insieme, formano dei consorzi, fanno un po' l'uno un po' l'altro, lottizzano, dico tra virgolette, e danno la loro prova peggiore. Ma dico, qual è il gruppo? Abbiamo Angelucci che è in prima fila. Allora, la RAI ad Angelucci. La RAI ad Angelucci, ma dico di più, qual è il più grande avversario del nostro gruppo editoriale? De Benedetti, se la prende De Benedetti. Meglio una RAI in coppia tra l'altro, anche il gruppo Mediaset sarebbe più libero, ci sarebbe più dialettica. La dialettica fra pubblico e privato è peggiore di una dialettica di mercato, fra imprenditori che sono in competizione tra loro. Allo Stato il compito di sorvegliare che nessuno vada fuori dalle regole e poi se la vedono loro. Io sono convinto che questa sia la soluzione. Quello che accade in RAI è una degenerazione di quello che accadeva nella Prima Repubblica, è peggio, sono dirigenti capitati per caso, non tutti ovviamente, i più bravi li vedete subito, sono quelli che se ne vanno, sono quelli come Ruffini che appena possono prendono il treno e vanno a lavorare per aziende molto meno importanti, se Ruffini sta andando alla 7, molto meno importanti della RAI, ma riconducibili a un unico, a Franco Bernabé, che guida Telecom, o come si chiama, Stella, quello che guida la sua televisione. Persone che si prendono la responsabilità, se fanno bene vengono premiati, se fanno male vengono puniti, è buono, e finisce lì. E il fatto che un bravo manager prenda e se ne vada dalla RAI, sia costretto ad andarsene dalla RAI per andare a lavorare per un editore privato molto minore, beh, insomma, questo dovrebbe dirci tante cose della RAI. Dovrebbe dire che lì sta capitando, il clima è guasto. Il clima è guasto e la soluzione non è quella di cercare di sanare il clima mettendo i buoni, come ti ho detto prima per la politica, i buoni al posto dei cattivi, ma prenderli e sbaraccarli, via. La RAI si dice sempre non tutte e tre le reti, no, tutte e tre le reti a un privato. Lo Stato ne deve avere uno, se la rifaccia da capo e ricominci e faccia qualcosa che possa somigliare alla BBC. Ma niente deve essere più come prima. Guardate, la percezione di una situazione di emergenza fa sì che tutto quello che deve fare il pubblico, perché sono due aspetti dello stesso problema, quello dei politici o dei ministri che devono andare in taxi come me o devono andare in metropolitana come me, fa il paio con la smobilitazione di questo sistema, perché questo sistema appare come un sistema a sé, ma è ovviamente una greppia della politica, cioè quei 350 miliardi sono una greppia, una mega greppia della politica, via, fuori tutto. Non esiste una cosa che debba rimanere allo Stato. Lo Stato ne farà le strategie, la controllerà, la sorveglierà, punirà chi fa male, punto. Non è che queste cose non siano state dette, sono state dette 17 anni fa, e poi sono state ripetute. Perché non è accaduto? Beh, 17 anni fa, vogliamo dirci la verità, 17 anni fa la sinistra italiana, sì, la sinistra italiana pensò che fatta fuori la Prima Repubblica avrebbe ereditato tutto. Allora le disse, però poi fra l'autunno del 93 e la primavera del 94 pensò tanto, ce lo prendiamo noi, andiamoci cauti, facciamola con razzoncino.
Cioè pensò che ci fosse davanti una lunga stagione in cui poteva parzialmente o del tutto partecipare di quella cornucopia. Le cose non andarono così, ma ormai il danno era fatto, cioè, la rivoluzione liberale del 1992-93 restò incompiuta perché coloro che dovevano compierla si illusero che in un breve momento scusate, io voglio dire una cosa perché voi lo sapete, sono stato anche a volte, insomma abbiamo avuto dei confronti. Io sono un elettore del centro-sinistra da sempre, sono un elettore del centro-sinistra e ho anche schierato il mio giornale a favore del centro-sinistra in delle elezioni, entrando in polemica garbata con parte dei miei elettori. Garbata da parte tua? Però, no, garbata anche da parte loro, perché quei lettori sono tornati. Il Corriere della Sera è il primo giornale italiano ed è un giornale la cui... E io stesso sono stato compensato perché insomma, credo che mi sia stato riconosciuto di essere una persona equilibrata, per bene, non un militante fazioso. Però io mi ricordo che negli anni 90, è una cosa che mi ha sempre colpito, per tutti gli anni 90, che sono stati gli anni della rivoluzione, Berlusconi è stato al potere per 8 mesi, avete capito? Quindi noi, elettori della sinistra, dobbiamo pure raccontarci questa cosa, che negli anni decisivi di quella rivoluzione e negli anni successivi l'odiato nemico è stato al potere per 8 mesi, e quindi non è che possiamo dire il ventennio berlusconiano, è tutto 8 mesi su 10 anni, 8 mesi su 10 anni. E allora per me, come quando mi occupo di storia, per tutte le cose, io prima comincio a guardare le rogne in casa mia e poi do un giudizio su chi mi sta di fronte. Allora, parliamo delle rogne di casa tua. Cosa ha sbagliato il centro, tra virgolette? Casa mia. Cosa ha sbagliato il centro-sinistra? Uomini, mentalità, quali sono stati? Ha messo su una minestrone che andava da Dini a Luxuria, non si capiva bene cos'era. Qual è stato, diciamo, l'errore esiziale di quegli 8 anni di governo negli anni 90 che è stato? Lo dico in termini, raccontare una grande menzogna, che c'era un'Italia, la nostra, che era l'Italia dei buoni, e un'altra, quella di fronte, che era l'Italia dei cattivi. Raccontare che noi eravamo puri, e quando si racconta questa menzogna non è una menzogna qualsiasi, perché se tu ti autoattribuisci la patente di buono, di puro, di per bene, vuol dire che tutto quello che prendi, tutto quello che amministri e tutto quello che amministrano i tuoi, in qualche modo lo guardi con un occhio benevolo, fai finta che le cose la situazione delle leggi, insomma. E che quella situazione, per cui tutto, ma proprio tutto ciò che si disse in quella cosiddetta rivoluzione italiana è stato non attuato, tutto. E chi ha l'occhio onesto lo deve, lo può riconoscere, cioè non è stato attuato assolutamente nulla, e le cose che sono state fatte, tu ricordavi prima le privatizzazioni, sono state fatte in condizioni, con un contorno, in un contesto per cui non erano quelle di cui avevamo parlato. Allora, quello che va fatto adesso, se è possibile insieme, è di mettere sul tappeto le cose che si devono fare. Per esempio i discorsi che stiamo facendo io e te qui non sono ancora per adesso, quello di cui leggete sui giornali sono tappamenti di buco, ma io vi dico che con i tappamenti di buco ogni settimana si ricomincia da capo. Col tappamento di buco ogni settimana, e alla fine il tappamento di buco sarà fatto nelle tasche vostre, e poi la settimana successiva si ricomincerà da capo. Con i soli aumenti dei tassi di interesse che ci sono stati, quel famoso spread, sì, che è diventata una la manovra è stata annullata. La manovra del 2011-2012 è già più che compensata da quegli aumenti dei tassi. Quindi innanzitutto quella iniziale, adesso poi vedremo
io dico che Berlusconi è il Presidente del Consiglio, che non si cambia capitano quando la nave... Aspetta, prima di arrivare qua però, tu hai fatto l'analisi degli anni 90, quando prevalentemente guidato il paese alla sinistra, centro-sinistra. Poi però dal 2001 in poi, tranne la parentesi breve dell'ultimo Prodi, per 8 anni ha governato il centrodestra. Ha governato il centrodestra, per 8 anni su 10 ha governato il centrodestra. E di quel periodo lì, di quell'altro decennio che va dal 2001 ad oggi, che giudizio dai? Do il giudizio che Berlusconi si è fatto i fatti suoi. Scusatemi, do il giudizio che Berlusconi si è fatto... sorvegliato, lui dice che lo ha fatto per difesa, io non voglio entrare in queste cose, però si è fatto i fatti suoi. Quindi, per 10 anni quelli hanno fatto confusione, per altri 10 quello si è fatto i fatti suoi e siamo al punto di partenza, e al punto di partenza ognuno deve andare con la modestia e l'umiltà di riconoscere gli altri, i primi che hanno fatto confusione, dobbiamo dire più, confusione e pasticci, e l'altro che si è fatto i fatti suoi e pasticci. Secondo me lo stato d'animo del paese, per quella che è la mia percezione, e io sono uno che per il paese ci faccio molto, lo stato d'animo del paese è di dire che non ha voglia più di pasticci di nessuna delle due parti, e ognuna protesta la cosa nuova, ognuna protesta contro i pasticci della propria. Incontro molta gente del centro-sinistra che sbuffa nei confronti del centro-sinistra e molta gente del centro-destra, che è la vera novità, che ha dato anche dei risultati elettorali, che sbuffa esplicitamente, che si alza e... Stai parlando dell'elettorato o anche della nomenclatura? Dell'elettorato che manda segnali nella nomenclatura. La nomenclatura fa fatica. In privato sbuffa. Ma guardate, io il discorso in privato, se un esponente del centrodestra, in privato, cosa che capita ovviamente, in privato mi dico, spesso, io non lo ascolto e ne ho una impressione di pena, perché cosa è più penoso di chi è costretto a dire in privato cose differenti da quelle che dice in pubblico? Tolgo di mezzo l'onorevole Panis, che è una persona per bene, su cui mi sento di mettere la mano sul fuoco, e che mi dice in privato cose... Ti sei assunto l'onere di rappresentare la categoria? Mi scusi, ma lo tolgo di mezzo, ma se mi ascoltano i politici del centro-destra, fate la cortesia, non dite mai in privato cose che non direste in pubblico, perché fate una brutta impressione. Forse bisognerebbe dire, dite anche in pubblico ciò che state dicendo in No, privato. se non avete il coraggio e la forza di dire in pubblico, perché le condizioni nel centro-destra, perché il centro-destra è obiettivamente un partito che ha un leader, oltre che proprietario, anche il più... Io sono due, centro-destra due. Ma adesso parliamo della Lega. Poi ne parliamo. Io penso, se posso fare una piccola cosa sul centro-destra, penso che la nomina di Alfano non sia una questione di poco momento, cioè che sia Alfano ha tutte le caratteristiche per essere un vero segretario di partito e per rappresentare un quarantenne può rappresentare una stagione successiva del centro-destra. Ovviamente lo sappiamo tutti, la prova a cui è atteso è una volta in cui sappia dire di no a Silvio Berlusconi. Una, non tutti i giorni, lo dicemmo una volta qui, quelli che passano da niente a tutto, che poi non sono affidabili, non sono credibili. Però una volta davvero su una questione non qualsiasi in cui tenga duro, quella sarà la sua prova della verità. Voi sapete, lo sappiamo tutti, che Sarkozy venne fuori come leader del centro-destra per la sua capacità di dire no a Chirac.
diciamo, la generazione di segretari per partenogenesi è una cosa dei partiti comunisti, ma non si usa in democrazia. Siccome è una persona che ha le caratteristiche di poterlo fare, mi piace immaginare che a un certo punto del suo tragitto, di qui al giorno delle elezioni, questo una volta ci sia. E io penso che il primo a essergliene grato sarà, dopo qualche tempo, Silvio Berlusconi in persona. Dopo qualche tempo, perché non è abituato a che gli si dica no, ma deve abituarsi. Ne va di lui perché ne va di lui? Perché questa avventura di Berlusconi può finire molto molto male. E io lo dico da tempo, lo dico con partecipazione, che questi lunghi esperimenti che vengono, per chi ha studiato la storia d'Italia lo sa, questi lunghi esperimenti che vengono baciati di grande consenso, che trovano una grande rispondenza nel popolo, poi a un certo punto, se uno non è capace di sentire i tempi, di sapersi tirare indietro non vuol dire dimettersi al Presidente del Consiglio, vuol dire lasciare che gli altri facciano davvero fino in fondo il loro lavoro e rispettare, come per i padroni d'azienda quando mettono alla guida dell'azienda dei figli o dei collaboratori, devono sapersi fare da parte, devono sapere accettare un giudizio differente, magari quel nuovo manager o quel figlio sbaglierà, però devono sapere fare questa cosa e se non lo sanno fare tutto va a finire male. La storia d'Italia ci racconta di persone che furono omaggiate, riverite, anche amate dal popolo e che finirono molto male. E quel giorno io lo dico sempre, lo ricordo sempre, non ci sarà più uno, non troverete più uno che dica che è stato berlusconiano. L'abbiamo già visto nel 92. Nessuno, erano tutti sofferenti, erano persone. Saranno 4 disgraziati che si sono uniti all'ultimo momento, che finiranno nella metaforica Piazzale Loreto, e gli altri scopriremo che erano alfieri del nuovo già da tanti anni e che trepidavano dentro e non aspettavano altro che arrivasse qualche De Magistris a liberarli dal loro incubo. E sarà anche quella. Tanto per essere espliciti, visto che oggi possiamo più che mai, stai pensando a Mamet come scenario possibile? Io penso che la Mamet è stata diversa da Piazzale Loreto. Io penso che la storia curiosa ci offre ogni volta delle sorprese, delle soluzioni diverse, però sto pensando a un'uscita di scena non da paese tranquillo, cioè nel mondo civile un leader esce di scena, non gli fa mai piacere di uscire di scena perché tutti lo dicono, non vedo l'ora di andare in pensione, poi nessuno lo vuole fare e stanno sempre lì, quando annunciano che si tireranno indietro per fissare la data più lunga. Stai pensando a Veltroni, per esempio, che aveva detto mi ritiro dalla politica? Veltroni, poveretto, non ha avuto neanche l'occasione di esercitarsi perché lo hanno esercitato, comunque noto che non è in Africa, ecco. Però tornando a Berlusconi, secondo me è nelle sue convenienze che un altro gruppo dirigente fatto di persone di un'altra generazione che non ha niente a che fare con la storia dei Mediaset di Fininvest prima prenda il comando del centrodestra, perché se lui riuscirà a fare questo, la storia gli sarà grata, perché creare il centrodestra in Italia è stata una cosa importante per la storia del nostro paese. Dare un'occasione a un intero popolo di esprimersi e dare anche quell'occasione di potersi continuare a esprimere anche dopo l'uscita di scena di Berlusconi è una cosa per cui si può passare nei libri di storia. Chiuderla malamente sarebbe un torto anche a se stesso, oltre che al resto del paese. Stavi dicendo che Alfano deve trovare l'occasione per un no, ma chi ha detto no e anche più volte in
Giulio Tremonti. Ma infatti Giulio Tremonti, a parte alcuni aspetti di carattere, è una persona che si è andato conquistando negli ultimi anni una stima nazionale e internazionale diffusa, non ha mai dato prova di voler tradire il centrodestra. Giulio Tremonti oggi, parliamone con frequenza, è azzoppato da un'inchiesta giudiziaria che riguarda un suo collaboratore e che lambisce anche lui, ma se non ci fosse stata quella inchiesta giudiziaria è azzoppato da due cose Giulio Tremonti. Uno, il 95% di questa inchiesta giudiziaria, un altro 5% è di essersi presentato, cosa che non bisogna mai fare, come l'uomo di fiducia dei mercati, quello di garanzia, che finché c'è lui i mercati non mai sfioreranno nel paese. Bisogna stare attenti con questa, perché finché uno gioca con parole di consenso, dicendo a me mi amano tutti, l'ho detto pure a Mimì, quindi l'ho fatto come rilievo ai politici, non a me, che non lo direi mai. Va bene, mi amano tutti, si può scherzare, ma presentarsi come uomo di garanzia dei mercati è un atto di supponenza eccessivo. Per me io non l'avrei fatto, ma insomma, a parte questi due errori, è stato fin qui un uomo di sicura affidabilità e i cui no sono stati apprezzati, sono stati... Però il Corriere della Sera gli ha dato un po' ben servito, no? Per l'affare milanese, certo, vi ho detto che su quell'affare deve essere chiaro e non è una questione di poco conto. Ripeto quello che ho detto all'inizio, l'onorevole milanese, l'onorevole Papa, per me fino a sentenza definitiva, e non è un'ipocrisia, io sono cauto, voglio vedere. Se tu fossi stato un parlamentare avresti votato a favore o meno dell'arresto di Papa? È una domanda che mi mette in imbarazzo. Io penso, voglio fare una premessa. Nella storia del Parlamento italiano, dal 1948 a oggi, solo 4 volte è stata data l'autorizzazione all'arresto per persone che avevano a che fare con delitti di sangue molto molto gravi, 4 volte in 60 anni. E io non penso che Togliatti, De Gasperi fossero dei corrotti, dei mascalzoni, Nenni, tutta la classe dirigente dell'intera Prima Repubblica. No, forse avrei votato di no, perché no all'arresto, perché capisco la situazione, capisco quelli che hanno votato di sì, ma l'arresto di un parlamentare è l'arresto di un parlamentare che si giustifica in casi eccezionali per delitti eccezionali. Tutta quella vicenda di Papa non mi piace, ma io avrei votato di no sull'arresto. Anch'io. Senti, ma stavi dicendo, poi ti ho interrotto per completare un attimo il percorso che stiamo facendo, che bisogna fare delle cose di carattere straordinario e non ordinario. Può il governo attuale fare queste cose che tu dicevi prima, che sono cose, come dire, che non sono state fatte in 20 anni e come tali? Sì, c'è paradossalmente il vento a favore della crisi, perché le crisi contengono sempre un'opportunità, perché in quanto tali, essendo dirompenti, ti consentono di fare cose che in una situazione più tranquilla fai più fatica a fare. Ciò nonostante, maggioranza risicata e messa insieme, come sappiamo, azzoppamenti vari, compreso quello che hai citato adesso tu prima, sono tanti motivi che farebbero pensare che questo è un governo che farebbe fatica a fare le cose che tu chiedi e che chiedi non dopodomani, ma domani mattina. Ma io credo che proprio per i motivi che tu hai ricordato questo governo le può fare o comunque le può cominciare a fare, nel senso che è un governo talmente debole
dire che la guida europea, che voglio pensare che sia una guida saggia, che comunque, essendo quasi tutti i paesi europei di fronte alla nostra stessa situazione, con un vantaggio in più, il passaggio di testimone ai primi di novembre da Trichet a Draghi per la presidenza della Banca Europea, quindi la persona che dovrà andare a guidare la Banca Europea è l'ex governatore, l'attuale governatore della Banca d'Italia, quindi una persona che ha avuto a che fare con i nostri problemi, che li conosce da vicino, che ha delle sue ricette, che immagino, anzi so, sapere che è in costante consultazione con Barroso, con Trichet. Diciamo, questa guida europea in cui esiste una presenza italiana ai massimi livelli è una garanzia di una tutela, di una fornitura di indirizzo a un governo in una posizione indebolita, e forse vi parla strano, ma queste sono le condizioni migliori per affrontare questa situazione. Penso che 3-4 mesi fa con Berlusconi tutto infuribondito contro Tremonti che pensava di essere il salvatore della patria, una posizione ringalluzzita che pensava di poter cogliere un risultato a breve, le cose sarebbero state più complicate. Oggi, che voi leggiate sui giornali, nessuno, ma davvero nessuno, pensa di andare a elezioni anticipate o di andare a fare un... Per la verità, un ministro della Repubblica in carica, Galan, proprio su questo palco, non più tardi dell'altro ieri, ha detto che lui pronostica, non che preferisce, pronostica le elezioni a maggio del 2012, quindi con un anno di anticipo. Poi naturalmente Berlusconi non solo per smentire Galan, ma per smentire molte voci, ha detto no. Io ho una grande simpatia per Galan, se vuoi invitaci l'estate prossima a me a Galan e vediamo chi ha ragione. Io penso che quando ci sono momenti, a meno che la situazione si risolva e tutto vada per il meglio di qui a qualche settimana, a qualche mese, ma quando si è in una situazione come questa, le elezioni anticipate significano solamente che ci sono 6 mesi di sospensione delle decisioni, 6 mesi durante i quali i mercati certo non si fanno problemi ad aggredirci, a renderci le cose più difficili, con poi una maggioranza, quella che verrà fuori dalle elezioni, che non sarà una maggioranza forte, piena di energia, perché vi potete immaginare cos'è una campagna elettorale in questo clima. No, mi piacerebbe anche a me le elezioni. Però Zapatero l'ha fatta questa scelta in Spagna, non è che Zapatero non sia anche lui col sedere sulla graticola. I mercati il giorno dopo l'hanno punito in una maniera davvero eccezionale, cioè la Spagna, che Zapatero aveva annunciato questa accelerazione, tutti ci dimentichiamo di dirlo già molti mesi fa, è una formula arrivata a esaurimento, il partito e la maggioranza politica che rappresenta Zapatero è abbondantemente consumata da oltre un anno e Zapatero ha riannunciato che avrebbe gettato la spugna e i mercati si sono avventati sulla Spagna a seguito di questo annuncio. Io non credo che noi seguiremo questo esempio e comunque in quello che è accaduto in Spagna non c'è niente di illuminante, ma voglio esaminare questa cosa da analista e non da tifoso politico. Un avversario di Berlusconi, secondo me, è sciocco se si augura di estrometterlo con uno sgambetto per una crisi economica internazionale ereditando la gestione della crisi economica stessa. Fa un errore di calcolo, fa un gravissimo errore di calcolo. Allora, siccome non penso che quello sia un masso di cretini, ce ne sono, però ce ne sono pure tanti, però non penso che siano degli sciocchi. Vedrai che alla fine, sempre che non accadano eventi
miracolosi e alla fine si deciderà. Hai telefonato a Bersani per dire di non fare per loro? No, ma Bersani è costretto, cioè Bersani deve, scusate, anch'io se fosse Bersani, un giorno direi, Berlusconi se ne deve andare, faccia lui un passo indietro e io lo faccio avanti, come ha detto alla Camera, che poi non si capisce neanche cosa vuol dire. Tipo i fratelli De Regge, insomma. No, Giannelli ha fatto una bellissima vignetta in cui c'era un burrone, Berlusconi da una parte e Bersani dall'altra, ha detto faccia lui un passo indietro, andare al burrone, per un passo in avanti portare il burrone anche Bersani. Quindi forse auspicava di dire ma ripeto, non si è mai visto un paese in una situazione come questa che invoca elezioni anticipate, almeno non si è visto, mi ha ricordato la Spagna e mai l'incontro. Ma in questo giudizio c'è anche una valutazione diciamo negativa sulle possibilità di vincere le eventuali elezioni anticipate da parte del centro-sinistra o se vuoi un giudizio negativo sul fatto che nonostante le possa vincere poi si ritrovi di nuovo come nel 2006 a dover gestire una situazione di una coalizione talmente incasinata che poi non riesce a governare. C'è anche questo. Ci sono due cose. Una è questa: nel 1993 i sindaci di sinistra vinsero tutte le elezioni amministrative e il centro-sinistra perse poi le elezioni politiche nel 1994. Quello che è accaduto a Milano, a Napoli, altrove, questa elezione non significa assolutamente nulla dal punto di vista politico. Seconda cosa, anch'io ho l'impressione che Berlusconi sia un grado di cultura avanzato, che sia un leader affaticato anche da una lunga storia, lunghe tensioni e sue abitudini private che lo stancano. Ma penso che lo stato di... C'è una punta di invidia in questo. Ma penso che lo stato di consunzione riguardi anche il centro-sinistra, che ha avuto una prova governativa nell'Italia di 4 anni fa non eccellente, non ha punto di tenuta della sua maggioranza e soprattutto per quello che mi riguarda io comincerò a svegliarmi da un certo fastidio, torpore quando leggo delle loro leggende, non mi diranno loro che vogliono che i loro ministri guidino da soli la loro automobile, vadano al parcheggio, mettano €1 o €2 a seconda se danno delle sedute più lunghe in Parlamento e poi pagano. Cioè quando loro daranno un progetto di risanamento all'altezza della situazione come richiesto, allora mi sveglierò, ma per adesso le loro ricette non ci sono vaghe o non sono io in grado di percepirle, sono solo punire i più ricchi, insomma sono delle cose che poi io quando sento, leggo sui giornali colpire l'evasione, che la ricetta è colpire l'evasione non perché non sappia che l'evasione è terribile, ma perché sa che quella è la scappatoia dei furfanti. Quando uno dice colpire l'evasione vuol dire che non ha nessuna idea e si affida alla cosa che si dice sempre in questi casi perché non vuole cambiare nulla, non vuole fare nulla. Non mi sembra che da lì vengano parole d'ordine geniali e cose che segnino un rilancio, un reinizio per la storia d'Italia. Senti, supponi che fossimo invece già nel 2013, perché questa vicenda che stiamo vivendo, i giudizi che tu stai dando intorno a questa vicenda fossero nel 2013 o comunque che invece la legislatura finisse adesso e che quindi fossimo alla vigilia di elezioni non anticipate ma a scadenza naturale. Se così fosse in questa ipotesi immaginaria, Berlusconi si presenterebbe ancora come capo del centro-destra secondo te? B, quale sarebbe l'esito più probabile, non la tua preferenza ma la probabilità di queste eventuali elezioni? Sentite, qualcuno di voi ha detto Berlusconi no, io ho i miei dubbi. Secondo me Berlusconi si ripresenta se non fa quel ragionamento finché
campa, nel senso che poi il giorno in cui però posso sbagliarmi, anche per quello torna Cortina e ci rivedremo. Cioè può essere costretta a non ripresentarsi, ma lui di indole sua, a lui gli piace, poi sono d'accordo con te. L'esito, al di là di chi sia il leader del centrodestra, che si presenta alle elezioni, sull'esito penso che le potrebbe perdere le elezioni, ma non riesco a capire chi le può vincere, e questo mi rende molesto. Lui potrebbe perdere le elezioni, ma non vedo un vincitore all'orizzonte. Però dall'altra parte chi sarebbe secondo te il candidato? Bersani. Bersani o Vendola o qualcun altro? No, sarebbe Bersani, perché nei paesi civili è normale che non ci sia un escamotaggio del genere, che si presenta come leader il segretario, il capo del partito di maggioranza relativa del suo schieramento, e quindi dovrebbe essere Bersani, che però, come abbiamo visto in questi giorni, è sfiorato da inchieste giudiziarie, quelle che riguardano Penati, e poi che fa fatica a tenere insieme uno schieramento scalpitante, e le cose potrebbero cambiare solo se il centro-sinistra decidesse di fare un atto di sottomissione nei confronti o di un leader centrista, Casini, decidesse di fare quella scelta. Potrebbero scegliere altre volte nel loro passato, oppure del famoso papa straniero, leader che viene dall'esterno, una personalità, un nome per tutti, Mario Monti, il nome di cui Mario Monti si è fatto il nome A come candidato al centrodestra, B come candidato al centrosinistra, C come candidato del terzo polo, D come candidato della grande coalizione. Molto gettonato Mario Monti, ma sono situazioni molto diverse. Ma io credo che Mario Monti potrebbe essere un leader per tutte le combinazioni che tu hai elencato, forse anche qualcuna di più, che i marziani e i venusiani comandino in Italia, se vengono concederanno a Mario Monti, perché è la persona più a disposizione, con una condizione, che credo Mario Monti chiederebbe una delega per un programma come quello di cui ho parlato io, cioè un programma definitivo, non di gestione momentanea. Se uno deve fare il commissario di un momento della storia dell'Italia repubblicana, secondo me deve prendere in considerazione due cose. Uno, che alla fine del suo esercizio si deve ritirare, cioè non deve deve dire in che data si ritira, e quella data caschi il mondo, non deve dire ma c'è ancora un lavoro da finire, cioè il lavoro del commissario straordinario è un lavoro a tempo e non deve avere come retribuzione quello che accadrà dopo, se no finirà in politica come tutti gli altri, magari sarà un bravo politico. E in secondo, durante questo esercizio, mettiamo che l'esercizio sia di 3 anni, deve perseguire il programma massimo, non un programma di contenimento, perché programmi di contenimento e prosecuzione della carriera politica farebbero di lui un leader migliore per preparazione, cultura, curriculum, un leader come tutti gli altri. Monti, secondo te, potrebbe essere indicato come Presidente del Consiglio mantenendo questo governo? Cioè questo governo si spoglia di Berlusconi e si assume Monti come capo? Io non credo che un commissario, una figura come Monti, sia adatta per una supplenza di fine legislatura. Secondo me questa legislatura deve portare a termine finché dura, magari ci saranno, come dice Galan, elezioni anticipate l'anno prossimo, deve portare a termine l'attuale Presidente del Consiglio, che è stato eletto dagli italiani, e deve fare le cose che gli suggerisce di fare l'Europa. Quindi anche Monti deve essere eletto, non deve essere un capo alla Ciampi, diciamo. Assolutamente. L'abbiamo già fatta l'esperimento, deve essere eletto, deve essere votato, deve essere chiamato, può non essere eletto solo in un caso, che il Parlamento unanime
il Parlamento unanime chiami quel commissario perché si sentono perduti, non c'è una maggioranza certa e decidono tutti insieme, ma quel commissario deve avere o il consenso del popolo che lo ha eletto o il consenso di tutti coloro che hanno eletto i parlamentari. Ma se lui ha un'opposizione non potrà fare assolutamente nulla. Cioè se Monti diventa commissario di questa maggioranza, l'opposizione la prima gliela fa passare, la seconda anche, ma poi comincerà per motivi anche elettorali a fargli la guerra e lui finirà nel nulla. Monti è Mister X, ovviamente non la persona di Mario Monti, che forse riuscirebbe anche a fare magie. Supponiamo che ci siano elezioni al centro-destra, le perderebbe il PDL o le perderebbe la Lega? Vuoi dire la verità, più la Lega del PDL. La Lega è messa peggio del PDL perché il suo elettorato è un elettorato meno disposto al compromesso e che dà un giudizio molto severo del comportamento della propria rappresentanza politica. Guardate che le elezioni amministrative a Milano, la Lega ha avuto delle botte, forse qualcuno l'avrà intravisto sui giornali anche se non è stato ben tematizzato, peggiori di quelle del PDL. Il PDL ha un elettorato innanzitutto sparso su tutto il paese e più in grado di tollerare o curarsi il naso. La Lega è un animale strano, è il popolo che fece da spina dorsale alla rivoluzione degli anni 93-94, è gente che non ne vuol sapere di compromissioni, soprattutto compromissioni a perdere come sono quelli della situazione, per cui potrebbe questo elettorato punire la propria rappresentanza politica, astenersi, però la perderebbero tutte, sempre adesso la perderebbero tutte e due, ma non che si salva, cioè lo schema di qualche mese fa che soccombe il popolo della libertà e la Lega si salva addiritturamente, non ci credo. Senti, Bossi lo vedi al termine del percorso e nel caso è Maroni il successore? Sai che non lo so, Bossi certo che al termine del percorso come Berlusconi, ma non per motivi di salute, perché la loro stagione è andata di pari passo, è durata quasi 20 anni, e quindi per lui vale il discorso che mi sto a ripetere, che uno deve sapere scegliere il momento di uscire di scena. Tutti i grandi registi teatrali, tutti i grandi attori sanno che il momento più importante della messa in scena è quando si esce di scena, non quando si entra, che arrivano gli applausi, che tutti sono felici di vedere, la capacità di uscire lasciando una buona sensazione in coloro che ti hanno osservato e anche qualche rimpianto. È bene che tu dica magari fosse rimasto 10 minuti in più, quello è il modo di uscire. Maroni sarebbe il successore, sarebbe l'Alfano della situazione? Maroni sarebbe il successore anche se vedo intorno a lui più complicazioni di quelle che ha Alfano. Cioè, Alfano ha un consenso che si è espresso unanime, non in modo insincero, non c'erano persone che lo hanno acclamato ma che pensavano questo è un cretino, non mi risulta almeno. Maroni avrebbe un grande consenso ma in parte insincero, in parte all'interno della Lega, cioè c'è una parte, quella del quadrato magico, quella più vicina a Bossi, che è diffidente nei confronti di Maroni. Quindi la sua gestione sarebbe, anche se Maroni, a differenza di Alfano, ha il vantaggio che lui ha saputo contrapporsi a Bossi e Alfano deve ancora dimostrarlo. E questa, guardate, non è una piccola cosa. Il capo designato, se fa tutto quello che gli domanda il designatore, è fregato, non va da nessuna parte. Quindi Maroni l'ha già fatto, Alfano no. Senti, su questo palco sempre Galan ha detto sinceramente, pur con tutte le giustificazioni,
aver creato le condizioni perché Casini prima e Fini poi uscissero è stato un errore. Ho trovato un ragionamento che non è usuale, di solito anzi si è tentato di scaricare tutti i difetti, le contraddizioni del centro-destra proprio su coloro che erano stati o se ne erano andati, messi fuori, adesso a seconda di quel giudizio che si dà. Allora, intanto parliamo di questo. Casini e Fini se ne sono andati loro, sono stati messi fuori. Secondo, è stato un errore rompere con loro dal punto di vista del centro-destra. Sono stati messi fuori ed è stato un errore rompere fuori. La storia di Berlusconi, che stava accadendo la stessa cosa con Tremonti, è che è un capo che ha dei talenti che tutti gli riconoscono, ma che non sa convivere con gente che a torta ragione pensa cose diverse dalle sue. Allora può darsi che lui abbia sempre ragione, ma ci sarà una volta in cui ha torto. Chi non sa convivere con chi gli dà torto alla fine perde. Allora, è evidente, alla fine perde, sì, perde. È evidente che litigare prima con Bossi, con il quale poi ha fatto la pace, poi con Follini, poi con Casini, poi con Fini e adesso con Tremonti, dimostrava il fatto che facevano vedere sempre i giornali la foto del giorno in cui nacque il centrodestra e che tutti i leader che erano su quel palco Berlusconi ci aveva litigato. Beh, voleva dire quando uno litiga con tutti il 100% significa qualcosa, non sarà mica colpa, poi litiga con tutti in momenti diversi, non è che si siano coalizzati per fare una congiura contro di lui. Il suo principale difetto, non saper organizzare una coalizione con gente che pensa, che ha strategie, che ha interessi diversi dai suoi, che ha un'età diversa dalla sua, vedere nemici dappertutto e farli fuori uno dietro l'altro, con mezzi anche sgradevoli, perché con campagne, con i suoi giornali che li aggredivano, e questo, cioè io mi auguro di vedere un centrodestra nel futuro normale, come sono quelli degli altri paesi, dove c'è un leader che lo guida, che si sottopone a un rapporto politico con i suoi interlocutori, che si... Alla fine torniamo dal punto dove siamo partiti, dalla situazione internazionale. Tu sai che in questi giorni si è detto che l'Italia è di fatto commissariata dall'Europa. In questi momenti credo sia in atto questa consultazione dei ministri finanziari europei, ai quali Trichet chiede: ditemi esplicitamente che volete che io compri dei titoli italiani sul mercato lunedì, perché sennò io non lo faccio se non mi date questa autorizzazione esplicita. Lo stesso fondo di Mario Monti, giusto per tornare a Mario Monti di oggi sul Corriere della Sera, si chiama il Podestà Forestiero. Siamo commissariati ed è un bene che sia così o un male? Siamo parzialmente commissariati ed è un grandissimo bene che sia così. È un grandissimo bene che sia così perché ne abbiamo bisogno, perché le nostre stagioni migliori, quelle degli anni 90, le abbiamo vissute lavorando di concerto con il resto d'Europa, e perché, come abbiamo detto fin dall'inizio, questa è una crisi mondiale, non è che l'Italia non ha una sua ricetta, ma anche l'avesse non esiste una ricetta per uscire da soli in una crisi mondiale. Siamo una grande coalizione, una grande guerra, e questa guerra o la vinciamo tutti insieme o ne usciamo dalla salute tutti insieme. Bene, allora adesso ci prepariamo con le vignette di Fred, per cui se raggiungete con la camera Fred, però poi godetevi le vignette di Fred, ma non andate via perché finiamo con un piccolo gioco che facciamo con Mieli. Allora Fred. Buon pomeriggio, si sente? No. Aprite il microfono di Fred. Velocemente Facciamo un diamo applauso per questa... Ecco qua, così si sente. Bene, bene. Buon pomeriggio a tutti, ma io non sono così pessimista, anzi secondo me stiamo assistendo a una cosa straordinaria, mai successa prima d'ora. Ecco qua un Mino che dice: ma quale malatempora, assistiamo a un evento straordinario mai capitato prima.
i politici italiani costretti a rinunciare alle ferie. Questa è una soddisfazione che solo una crisi economica devastante poteva concederci. Ecco qua, infatti questi due uomini continuano a parlare. Silvio Berlusconi costretto a lasciare la villeggiatura per tornare in città, con grande delusione dei magistrati che lo vorrebbero al fresco, insomma. E anche Tremonti, ecco qua, torna in agenzia, dice: devo rinunciare alle ferie, può restituirmi la caparra per la villa al mare? E quello: col cavolo, hai pagato in nero, non ti restituisco niente. Poi, questa anche è curiosa, il neo ministro della giustizia Nitto Palma non sa se rinunciare alla vacanza in Polinesia, più che guardare i sigilli vuole ammirare le polinesiane, insomma. Ma hanno trovato un compromesso, si è trovato un compromesso, ecco qua vediamo il compromesso: Nitto torna in città e Palma resta in spiaggia. Grazie. Poi dopo ecco anche Bossi, il ministro Bossi, costretto a dismettere la tenuta da vacanza per indossare i suoi panni abituali. Questa non sapevo se parlo oppure no, ve la faccio. Il ministro Brunetta e il ministro Brunetta invece costretto a rientrare di corsa dai Paesi Bassi. L'unico contento, ecco qua, Bersani, che vuole subito rimettersi al lavoro per il bene del paese. Bersani, gli chiede uno: perché questa volta ti sei imboccato solo la manica sinistra? Perché di recente il mio braccio destro mi ha creato parecchi problemi. Grazie. Non ha fatto alcuna vignetta su Mieli, perché si sta ruffiana naturalmente. Allora io invece voglio mettere in difficoltà e gli faccio veloce gioco della torre. I nomi che ti dico mi dici quelli che butti giù. Fini o Bocchino? Fini. Prodi o Bersani? Prodi. Letta o Tremonti? Gianni Letta. Tremonti. Mussolini Santanchè? Santanchè. Credevo dicessi tutte e due. Non vale, se ti direi sempre tutte e due, guarda. Formigoni o Polverini? Per quello che hai detto prima credo che sia militare. Beh, ma io non butto mai dalla torre una signora, Formigoni, perché buttare una signora è di cattivo auspicio. Dopo questa cosa te la faccio lo stesso, tanto dalla voce non è che sia proprio una grande signora. De Magistri o Iacolino? I magisti, se per rispetto, ma poi mi sta sembrando Iacolino, una bella voce. Moratti, nel senso di Letizia o Pisapia? Pisapia, Moratti è una super signora. E poi a me, io ve lo dico, i perdenti piacciono. Questa cosa che in Italia adesso sono tutti innamorati di Pisapia o di De Magistri, così, mi dà i nervi, quindi salvo volentieri solo perché sono signore, Adesso poi vedete il programma dell'ultima settimana, abbiamo messo il 23 sera faccia a faccia alle Manno De Magistris, tutto da vedere. Buon fine settimana. Allora andiamo avanti, andiamo nella zona economica. Due candidati alla Banca d'Italia, Grilli o Saccomanni? Butto Grilli E Saccomanni lo fai come Saccomanni, sì. Colaninno o Bernabé? Colaninno padre. Colanino. Butti. Sì. E tra Marchione e la Marcegaglia, visto che Marchione quando andava della Confindustria è cretino. La Marcegaglia. Ma perché è donna o... No, non dovrei buttare nessuna che donna, ma per lei faccio un'eccezione. Landini o Sacconi? Landini Fiommo o Sacconi? Landini perché Sacconi è donna. Scherzo, Bonanni o Camusso? Visto che adesso ti vuoi mettere in difficoltà, ma Camusso è una donna. Bonanni perché Camusso è donna. Vabbè, però così è facile. Allora andiamo sul magistrati, che così è per lavorare. Capaldo e Groia? Capaldo.
Feltri o Travaglio? Travaglio. E poi concludiamo con chi ci sarà stasera alle 21:30. Bonolis o la De Filippi? C'è Bonolis, Bonolis, perché non lo vedo qui tra di noi e quindi lo butto senza Ah, perché non è venuto a sentirti. assolutamente. Bene, grazie a Paolo Mieli.